Quinta corsa, il premio Equus Mondo Trotto, 3 anni non vincitori di 5.000 in carriera. 1 da Leader Ronco, 3 Daytona K, 4 Denver, 5 da B Etoile, 6 Denise Brigg, 7 Doncaster, 8 Duchessa La Torre, 9 Darlene Lady, 10 Geoffrey, 11 Dollaro Light, 12 Dudeville, 13 Dolce Vita Col. Problemi per Darlene Lady che rimane lontana. L'autostart che accelera e li lascia con l'errore di da Leader Ronco, l'errore anche di Denver. Sono veloci da B Etoile e Denise Brigg, con da B Etoile che prende la testa nei confronti di Denise Brigg, che prova a ripiegare in seconda posizione e ci riesce. In terza c'è Daytona e K, avanza già allo scoperto Geoffrey che si porta in scia Dollaro Light. 15-1 per il primo ottavo di miglio. E così da B Etoile al comando su Denise Brigg, che è in seconda posizione, avanza all'esterno Geoffrey. 400 in 38 con la leader che tiene comunque il ritmo abbastanza sollecito. Geoffrey avanza all'esterno, Dollaro Light sempre in seconda pariglia che precede Dolce Vita Col, terza allo steccato invece Daytona e K nelle tracce di Denise Brigg. 15-6 per la curva di sinistra davanti alle tribune, da B Etoile al comando, Geoffrey all'esterno. Poi Denise Brigg allo steccato avanti a Daytona K, quindi sempre Dollaro Light e Dolce Vita Col che mette la figura in terza ruota. 1-1-4 per la metà gara da parte di da B Etoile, che prosegue da leader nei confronti di Denise Brigg. Geoffrey proteso al largo, avanza in terza corsia Dolce Vita Col, il chilometro in 1:16,6 con da B Etoile che prova a difendersi, Geoffrey che ora sferra un attacco più deciso, da B che prova a reggere la bordata dell'avversario, poi Denise Brigg che si libera dallo steccato in anticipo su Dolce Vita Col, la retta di line 14,7, ha messo qualcosa avanti Geoffrey a da B Etoile che prova la strenua difesa aiutandosi anche con la piegata, poi Denise Brigg in attesa degli eventi avanti a Dolce Vita Col, mentre prova ad avanzare al largo con decisione Doncaster, la retta d'arrivo con Geoffrey che è passato nei confronti di da B Etoile, prova ad avvicinarsi Denise Brigg, Geoffrey in vantaggio, da B che prova la rivalsa interna, Denise Brigg che muove all'esterno, ma Geoffrey ha quella lunghezza da gestire, la porta fin sul palo nei confronti di Denise Brigg, al terzo posto da B Etoile. 1:15,7, 32 la chiusa, un minuto per gli ultimi 8, il successo in percorso esterno di Geoffrey. Roberto Vecchione per il training del Team Elert, che è anche proprietario del figlio di Voltigeur du Mur, che riapprezziamo nelle immagini, cogliere il secondo successo consecutivo dopo la bella vittoria di Trieste. In questi contesti di minima ormai è un solido favorito Geoffrey, che in percorso scoperto porta a casa la vittoria nei confronti di Denise Brigg e di da B Etoile.